Dopo la ritirata da Kiev, i russi preparano l'offensiva finale nel Donbass. Zelensky, Mariupol pressoché distrutta, domani l'incontro con von der Leyen. L'ONU vota la Russia fuori dal Consiglio dei diritti umani, la NATO più armi all'Ucraina e il G7 annuncia nuove sanzioni contro Mosca. Il premier Draghi, dopo le tensioni sul fisco, nessuno pagherà più tasse, il governo non tocca le case degli italiani. Caso Cucchi, 8 carabinieri condannati per depistaggio. La sorella: non credevo ci saremmo arrivati. L'arma: vicinanza alla famiglia. Era dal 1994 che i Pink Floyd non incidevano una canzone originale. Hanno deciso di farlo adesso in supporto del popolo ucraino. Un brano che ha una storia molto particolare e il mondo lo potrà ascoltare a mezzanotte. Buonasera dal TG1. In Ucraina infuriano i combattimenti nell'est del paese dopo il ritiro delle truppe di Mosca dalle zone a nord di Kiev. Nel Donbass si moltiplicano gli appelli alla popolazione civile a fuggire e dopo Mariupol quasi completamente distrutta si teme per il destino di Odessa. Sul fronte diplomatico quasi non si parla più di negoziati, mentre la NATO approva la fornitura di nuove armi a Kiev e la Russia viene espulsa dal Consiglio ONU per i diritti umani. Le immagini di atrocità dai territori liberati come Bucha rimangono vive e a Hostomel, dove si trova la nostra inviata Stefania Battistini, ancora molti mancano all'appello. Allora cominciamo proprio da te, Stefania. Sì.